si è arreso dopo quasi 50 ore di trattative con i reparti scelti. Il negoziatore ha convinto l'uomo originario di San Donà di Piave a consegnare le armi. La svolta a mezzogiorno. E in paese si tira un sospiro di sollievo. I residenti raccontano di 2 giorni ad alta tensione. È stato terribile, dicono, come vivere in un film. Fermato nella notte un uomo mentre tentava un colpo in un locale nel centro storico di Venezia. Furto sventato grazie all'aiuto dei cittadini. La denuncia di una residente sulla situazione di degrado e mancanza di sicurezza nella zona dell'ex Umberto I a Mestre. È caduto un pezzo di recinzione, altri sono pericolanti. Il granchio blu è arrivato anche nelle bancarelle del mercato del pesce di Rialto. Molta la curiosità e diversi acquisti del crostaceo che rappresenta un pericolo per la laguna ma anche una raffinatezza per buon gustare. Conto alla rovescia per la regata storica di domenica. Il consigliere delegato alle tradizioni lancia un messaggio: chi non ci sarà non è veneziano. Entra nel vivo la mostra del cinema, è il giorno dei film italiani, grande attesa per la pellicola di Saverio Costanzo dedicato al caso Montesi. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque con la cronaca perché si è conclusa oggi la vicenda dell'asserragliato di Cordovado. Luca Orlandi, originario di San Donà di Piave, dopo 2 giorni si è arreso ai gruppi speciali pronti all'irruzione, consegnando tutto il suo arsenale ai carabinieri. È stato questo il segnale che a Cordovado tutto si era concluso. Uno dei GIS giunti ancora ieri pomeriggio da Livorno, appena uscito dalla corte dove Luca Orlandi si era di fatto arreso consegnando i 2 fucili per uso sportivo, la pistola e i 500 colpi per i quali si era serragliato in casa per 2 lunghissimi giorni. Che la mattinata di oggi fosse decisiva lo si era notato sin dalle prime ore. Via vai costante dei mediatori con l'asserragliato, giornalisti ulteriormente allontanati da via Battaglione Gemona, pompieri, polizia locale, personale sanitario, protezione civile, tutti vicini ai rispettivi mezzi e soprattutto al riparo dal teatro d'azione. Poi verso le 10 l'entrata dei GIS con l'ariete per lo sfondamento nel cortile del condominio, preceduti dal robot antiesplosivi. Tutto in un'atmosfera surreale, con l'intero paese silenzioso e l'area di intervento completamente sgomberata da residenti e attività commerciali, compresa la pasticceria diventata di fatto base logistica delle forze dell'ordine. Verso le 10:30 il via all'irruzione al quale Luca Orlandi non ha opposto resistenza, consegnando il suo piccolo arsenale ai carabinieri. Prelevato dalla sua abitazione è stato condotto all'interno della vicina tabaccheria, dove attorniato dai 3 mediatori e dai vertici dell'arma pordenonese è stato rifocillato e ulteriormente rassicurato sulla sua sorte. Da quel momento in poi l'atmosfera è radicalmente cambiata. Sui volti la tensione ha lasciato il campo al sollievo per una vicenda che si stava chiudendo senza spargimento di sangue. Il resto sono veicoli che lasciano il cuore del paese, i camion dei vigili del fuoco, i fuoristrada della protezione civile e, anche quando l'ambulanza lascia via Battaglione Gemona verso le 13, si capisce che Luca Orlandi è stato portato via, molto probabilmente al comando provinciale dei carabinieri di Pordenone. Per lui al momento nessun trattamento sanitario obbligatorio firmato dal sindaco, ma un vero e proprio fascicolo al vaglio della procura di Pordenone. Tra poco sentiremo le voci dei cittadini di questo piccolo comune ai confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia di come hanno vissuto queste 50 ore da incubo. Ma continuiamo con la cronaca. Al termine di un inseguimento che si è concluso a Capossile, polizia e carabinieri hanno arrestato un uomo di malcontenta che guidando ad alta velocità aveva speronato alcune auto lungo il tragitto. Segnalato come ubriaco, l'uomo aveva avuto un litigio col compagno. Dalla tangenziale avrebbe inviato messaggi in quali manifestava intenti suicidi. Dopo essere stato bloccato è stato preso in consegna dai carabinieri di Mestre. E un senegalese di 44 anni è stato arrestato ieri notte dai carabinieri di Venezia per tentato furto ad un'enoteca di Cannareggio. L'allarme è stato lanciato da alcuni cittadini che lo avevano visto cercare di abbattere la porta d'ingresso a calcio e spallate. In preda ai fumi dell'alcol, l'uomo ha avuto un atteggiamento aggressivo verso i carabinieri. Assieme a quello che dovrebbe essere l'incasso del locale, aveva denaro e altri oggetti riconducibili ad un altro furto perpetrato la stessa notte in un ristorante vicino. In municipalità di Venezia, dopo l'audizione del comitato di residenti danni da Movida, il consigliere leghista Marino Marin contesta la scelta di non aver invitato alla seduta anche gli assessori comunali al commercio e alla sicurezza.
La seconda commissione che sono venuta ieri non so che senso abbia avuto, visto che non sono stati invitati né l'assessore al commercio né l'assessore alla sicurezza. Marino Marin, consigliere di opposizione alla municipalità di Venezia Murano e Burano, esprime tutta la sua perplessità. Alla commissione consiliare, in cui è stata ascoltata una rappresentanza del neonato comitato Danni da Movida, formato da residenti che chiedono più regole nella vita notturna cittadina, avrebbero dovuto partecipare, afferma, anche gli assessori comunali Pesce e Costalonga. Abbiamo fatto presente che se non c'è l'assessore alla sicurezza, non c'è l'assessore al commercio, non so che cosa volevano concludere con questa commissione, visto che la commissione è un'istruttoria per poter poi andare in consiglio e decidere, votare. A Venezia operano circa 1500 tra bar e ristoranti. Il comitato chiede che sia garantita la quiete notturna in tutta la città e non solo in alcune zone, che sia verificata l'estensione dei plateatici dei locali e che il comune apra un tavolo di lavoro coi cittadini. E diciamo che in parte le associazioni hanno anche ragione a riguardo, però se non ne parlano con l'assessore Costalonga e l'assessore Pesce, penso che non arriveranno da nessuna parte, perché se la commissione sembrava più che una commissione, sembrava un'assemblea pubblica. Il granchio blu è arrivato anche nelle bancarelle del mercato del pesce a Rialto, tanta curiosità ma anche diversi acquisti del crostaceo che rappresenta, abbiamo detto più volte, un serio pericolo per la laguna ma anche una raffinatezza per i buongustai. Lui mangia le specie, cioè fa sì che anche il novellame non si sviluppi e quindi non ancora, però più avanti vedremo sicuramente la conseguenza di questo, perché mancheranno diverse specie. Ghiotto consumatore di cozze, vongole e ostriche, il granchio blu rappresenta un serio pericolo per il patrimonio faunistico lagunare. Per alcune specie autoctone diminuite di numero a causa delle sue scorpacciate, i prezzi si starebbero già alzando. Al momento non in maniera significativa, dice Andrea Vio, operatore del mercato di Rialto, dove sta prendendo piede proprio la vendita del crostaceo nordamericano, che anche da noi si sta pescando a tonnellate per limitarne la diffusione. Sono a 7,80, un prezzo molto modesto in realtà, che non è neanche la metà del granchio spagnolo. La gente li compra oppure è un po' sospettoso? No, la gente li compra, fra l'altro tutto questo parlare che se ne fa. Sono anche curiosi, quindi la comprano anche per provarli. È la prima volta che lo compro? Sì, è la prima volta che lo compro e oggi lo preparo e vediamo come sarà. Cosa l'ha convinta a comprarlo? No, allora dei clienti me l'hanno chiesto perché ho un ristorante, per cui glielo preparo per loro e lo proverò anch'io. Guardi, sinceramente è la prima volta che li prendo, sono veneziana, proviamo questa novità. È preoccupata del proliferare del granchio blu? Sa che c'è stato anche l'invito a mangiarne il più possibile? Certamente, sì, preoccupati sì, perché sono arrivati così e ma se li mangiamo un po' più frequentemente forse riusciamo, non lo so, a diminuirne il quantitativo. Chi li fa dice che sono buoni, in realtà. È un granchio che si presenta anche più facile da preparare perché la carne è più compatta, non si sfilaccia come tipo la grancegola, eccetera, quindi della carne puoi fare una buona insalata, puoi fare una buona pasta asciutta se vuoi. E adesso la segnalazione giunta alla nostra redazione da parte di un telespettatore che denuncia la situazione di degrado e mancanza di sicurezza nella zona dell'ex Umberto I a Mestre. Io stavo passando con la bicicletta e ho notato questa lastra che è di dimensioni molto importanti e come si può vedere mi ha fatto una certa impressione, perché è una lastra che se cade sopra una persona gli fa male, se cade sopra un bambino lo ammazza. Siamo nella zona dell'ex Umberto I a Mestre e da giorni, segnalano alcuni cittadini, lungo il marciapiede, proprio accanto alla fermata del bus, si vede questo pezzo di compensato posizionato per impedire a sbandati di bivaccare all'interno e caduto probabilmente a causa del maltempo. Facciano in modo di mettere in sicurezza questa zona, perché oltre al degrado c'è anche il problema c'è anche il problema della sicurezza proprio fisica delle persone che passano di qua. Una persona guardando il cellulare si appoggia alla muretta e gli casca sopra una lastra del genere e l'ammazza.
Osservando attentamente si nota poi che ci sono anche altre parti pericolanti che potrebbero cadere da un momento all'altro. Di qui l'appello di questo cittadino. E non sarà la prima né l'ultima, cioè ne ho vista già un'altra caduta ma dalla parte opposta. Ma queste che sono proprio all'altezza del passaggio cadranno anche queste, perché solo una mente malata può mettere delle strutture di compensato che saranno distrutte dall'agenti atmosferici. Se noi guardiamo cosa ha fatto invece il comune dove c'è il posteggio macchine, ha messo delle barriere di ferro. L'unico modo per renderlo sicuro sarebbe renderlo usufruibile al pubblico, per esempio fare nuovi parcheggi nel frattempo finché non verrà costruito qualcosa insieme alla popolazione. Veramente siamo al limite di quarto mondo, insomma, una città da quarto mondo questa qui. Conto alla rovescia per la regata storica di domenica. Ieri la benedizione dei gondolini alla presenza del sindaco. Il consigliere delegato alle tradizioni lancia un messaggio: chi non ci sarà non è veneziano. Con la tradizionale benedizione dei gondolini e la presentazione degli equipaggi in gara si è celebrato ieri in Campo della Salute uno dei più suggestivi appuntamenti di avvicinamento alla regata storica, domenica alle 15:30. È sicuramente una grande occasione per dimostrare anche la regata storica, a differenza di quello che purtroppo troppo spesso invece si sente e si legge, che Venezia è morta, che non c'è più niente, si ferma tutto, ha perso tutto, eccetera. Non è niente vero, anzi cerchiamo anche attraverso la regata storica di andare a sconfiggere questa brutta e cattiva abitudine che Venezia è una città che è morta, perché domenica la regata storica è proprio l'esempio della non soltanto presenza dei veneziani ma anche della vitalità, ma soprattutto della continuità. E proprio in quest'ottica vincente la scelta di coinvolgere i giovanissimi, tantissimi infatti i bambini iscritti. 18 anni fa ormai sono passati, va bene, all'epoca ho imposto che venga praticamente varata una categoria dedicata ai bambini e con tutte le forze quella volta là alla fine ci sono riuscito. Portare i bambini dai 6 ai 13 anni all'interno dell'evento della regata storica. Ho inventato le schie, le macciarelle, va bene, in modo che i bambini veneziani o veneziani nel mondo potessero improvvisamente scoprire quello che è un ambiente che solitamente da terra non ti accorgi che esista, che è l'acqua. E a chi insinua che la regata sia composta per lo più da anziani, giusto risponde: il 50% quasi dei regattanti che a livello agonistico vedremo competere domenica in Canal Grande non supera i 25-30 anni e soprattutto ogni anno abbiamo l'intrusione, chiamiamola così, di giovanissime coppie che accedono al vertice dell'agonismo della voga alla veneziana, voga veneta. Un messaggio, attenzione soprattutto ai gufi, che sono quelli che comodamente seduti in sedia non vengono alla regata, però dopo criticano e sono quelli che dicono che è tutto morto. Bene, domenica chi non è in Canal Grande non è veneziano. La scia delle frecce tricolori è ricomparsa sui cieli di Venezia poco dopo le 11 di questa mattina in occasione dell'iniziativa M Ringrazia l'Italia che celebra i 100 anni dell'Aeronautica Nazionale. È l'omaggio della pattuglia acrobatica che durante i trasferimenti per le manifestazioni aeree sta sorvolando su ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la Forza Armata in questi 100 anni di storia. Con queste splendide immagini ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta con la mostra del cinema di Venezia. È il giorno dei film italiani al Lido, ben 4 nelle varie sezioni del festival, più una proiezione speciale a mezzanotte. Per il concorso principale di Venezia 80 è il momento di Saverio Costanzo che siamo andati a trovare. Venezia è sempre stata presente nei lavori più importanti di Saverio Costanzo, quasi un battesimo, che stasera torna per la proiezione di Finalmente l'alba, il secondo film italiano del concorso principale di Venezia 80 alla mostra. È la giornata dei film italiani al festival tra le diverse sezioni.
sono presentati Una sterminata domenica di Alain Parroni, L'anno dell'uomo di Claudia Casara e Felicità, che rappresenta l'esordio in regia di Micaela Ramazzotti, oltre alla proiezione speciale di Mezzanotte per Ultimo mondo cannibale di Ruggero Deodato. Così Saverio Costanzo si è raccontato per noi. Questo parla della storia di questa giovane ragazza comparsa negli anni 50 a Roma che va a fare il provino per prendere parte ad un peplum, a un film egizio girato a Cinecittà, e passerà la notte con un gruppo di attori americani, in notte in cui perderà, diciamo, l'incoscienza dell'adolescenza e diventerà una donna. Com'è nata questa passione? È nata dal desiderio di, attraverso questo linguaggio, di chiarire sempre di più anche a me stesso che cosa ci faccio qua. Io penso che i robot, per quanto sempre più consapevoli ad oggi, poi chissà fra 100 anni, ma ad oggi non potranno certamente, non potranno mai replicare l'umanità. Ecco, io credo che sia impossibile. Meno male. Meno male, certo. Saluto moltissimo tutti gli spettatori di Antenna 3 e spero di vedervi ad un'altra Venezia. Il primo lungometraggio di Tommaso Sant'Ambrogio in una Cuba in bianco e nero tra generazioni ha aperto il concorso ufficiale delle giornate degli autori a Venezia. Abbiamo incontrato il regista e la protagonista. Grandissima emozione, oltre che un grande onore, cioè avere la possibilità di aprire una delle sezioni tra l'altro più interessanti per me di Venezia, per la ricerca che fa, per il cinema che propone, è bellissimo. Poi poterlo fare con il primo film ancora di più. Quello che volevo raccontare era la storia vera delle persone coinvolte nel film, la loro esperienza, il loro passato, e dare spazio magari e voce a delle persone, una popolazione che ultimamente non ce l'ha. O è più difficile che riesca ad averla anche per difficoltà produttive. Dall'altro lato volevo raccontare e focalizzarmi su l'elemento umano e l'elemento sociale cubano e l'elemento precedente alla migrazione, precedente alla separazione, quindi l'attesa stessa della separazione. Quello era il centro del mio discorso. Venezia per me è sempre, a parte del festival, è sempre come la città, è sempre stato un sogno, no? Questa è la seconda volta che sto qua a Venezia, perché la prima volta siamo stati con quel cortometraggio, sempre del film, perché c'è stato prima il cortometraggio e dopo abbiamo fatto il lungo. Sempre è molto emozionante, sono qui in mezzo al festival, questa città meravigliosa, sono molto contenta veramente. Sono iniziati ieri sera i festeggiamenti del Palio di Montebelluna, la sfida finale domenica che Antenna 3 vi trasmetterà in diretta a partire dalle 13:30 con l'approfondimento Quelli che il Palio, commenti e pronostici della gara che entrerà nel vivo alle 17 con la sfida delle 11 contrade, la corsa dei carri da Piazza Colonna a Mercato Vecchio, poco meno di 2 chilometri in salita. Un percorso lungo il quale gli atleti dovranno spingere il pesante carro agricolo fino al traguardo. Il miglior tempo decreterà il vincitore. Appuntamento dunque a domenica a partire dalle 13:30 con il Palio di Montebelluna. È tutto, grazie per averci seguito, previsioni del tempo. Buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Settembre al via con sole e caldo gradevole grazie alla presenza dell'anticiclone. Vediamo il dettaglio della giornata di sabato. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna del sole con cielo sereno o al massimo velato, innocue velature in corrispondenza dei rilievi. Temperature in contenuto aumento, minime tra 13 e 20 gradi, massime comprese tra 24 e 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso bel tempo con ampio soleggiamento e cielo limpido senza piogge. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso soleggiato con limitati addensamenti nel corso del pomeriggio.
Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.